Noi a questo punto abbiamo spianato, diciamo, la strada al solito Dandy che dovrebbe essere praticamente pronto, che tra l'altro io ho scoperto anche che siete vicini di vacanza. Sì, andiamo, possiamo dirlo, andiamo, possiamo dirlo subito. Frequentiamo una località balneare bellissima. L'ho scoperto dalle sue fantastiche stories di Instagram. Non è che l'hai trovato in spiaggia prima? No, non ci siamo mai beccati così. In spiaggia? Questa località è Borghetto Santo Spirito. Ma non è un applauso per Borghetto Santo Spirito. Un posto quasi da cos'è? Costa Azzurra, Borghetto Santo Spirito. Esatto, è l'inizio della Costa Azzurra. L'inizio. Un po' Sud America, un po' la Riviera Amalfitana, c'è tutto. È tutto. Poi qualcuno storce il naso, ma probabilmente ha la casa in Florida. Però chiaro. tolto quello, ma cosa si perdono? Sì, ma non può capire. Non può capire, diciamo. Quindi in qualche modo in questo album che diciamo adesso tu stai per presentare c'è anche un po' di questo luogo vacanziero. Ma per forza, perché una volta che tu vai a Borghetto Santo Spirito ti rimane nel cuore. Bravo, fate un applauso. Allora signori, e anche per darci una carica di iodio, che questa sera abbiamo il piacere di avere qui il solito Dandy che ci presenta questa sua nuova fatica che si intitola, se non sbaglio, Buona Felicità, il solito Dandy. Che cosa mangi per pranzo? Io non so. Mi si chiude lo stomaco e divento antipatico come la pubblicità. Passano i giorni, resta la memoria e quei biglietti che mi hai regalato. Quando a Natale tu mi pettinavi, ma sai che tanto Win Wilson di me. Ti chiedo scusa se non sono cambiato, se non mi sono ancora laureato, se questa notte ubriaco sto cercando ancora te. Ma tu dove sei? In quale parte del mondo? In quale luogo disperso sei senza me? Dimmi come stai, a chi stai telefonando, che cosa mangi per pranzo, io non so. Mi si chiude lo stomaco e divento antipatico, e come la pubblicità. Na na na. Se non sono cambiato, se non mi sono ancora laureato, se questa notte ubriaco sto cercando ancora te. Ma io non so, mi si chiude lo stomaco. Grande.
grande, il solito Dandy qui Grazie. al salotto. Ricordiamo che la prima puntata siamo in diretta streaming, ma andremo anche in onda su Radio Flash martedì prossimo. Ci ascolteranno anche a Roma, perché andremo anche su Radio Città Futura e come dire, dopo di noi ci sarà un programma che si chiama Indieland di Roma, quindi siamo gemellati con Roma. Non so se c'hai un brano ispirato anche alla capitale o se magari Non c'è, però arriverà, Dandy, arriverà. Scrivi un pezzo che si intitola, che so, grazie, Antonello Venditti. grazie Roma, Grazie che, Roma. che ne dici? Roma Capoccia. Vabbè, sono titoli forti. Salutiamo Radio quelli Città Antonello, Futura. sono suggerimenti forti anche quelli che ti dà Cato. Senti, questa era Owen Wilson, noi ci siamo anche dedicati a fargli ci sono 2 clip praticamente, che c'è quella originale vostra, Sì. poi c'è un'altra fatta live in studio da noi, e quindi diciamo questo era il singolo che avete diciamo scelto per L'ultimo singolo, l'ultimo, sì. esatto, The Last, The come si Last. direbbe. L'ultimo rilascio. L'ultimo rilascio, sì, adesso sai che c'è questa cosa qua. Invece il prossimo brano che avete intenzione di farci ascoltare, come si chiama? Si Vediamo chiama se- Vittorio Emanuele. È qua, Vittorio Sempre Emanuele, Cato, il nome Emanuele. proprio di persone. Qua, grande, quindi un pezzo Un'anagrafica forte, direi, sì, Patriottico. Esatto. Vittorio Emanuele è un pezzo diciamo regale proprio, adesso non vorrei Sì, Reale, sì, reale. lui dice reale. Va bene, ascoltiamo quindi da questo album nuovo Buona Felicità, signore e signori, il solito Dandy con Vittorio Emanuele. Sai, la gente non mi parla più di te, ma io non so se amarsi è cosa vera o forse no. Che sciocca distrazione, ho perso in un bicchiere i tuoi miracoli. Vittorio Emanuele, cannucce sui gradini e l'incoscienza di perdersi. Dai, feriamoci per non voltarci mai. Ti lascerò tra i taxi e l'amarezza di un long drink. Balliamo sulle scale, un valzer di paure e fazzoletti. Eppure siamo lontani, però così vicini. Ma cosa aspetti ad andar via, via, via? Dove è andato il sapore dell'estate su te? Senza degli sguardi tra di noi, le parole tue hanno un volto o sono solo labbra, per non chiedersi posso ancora sopravvivere a metà. Ora siediti ed illudimi come vuoi tu, così fai tu, con quanta tenerezza, asciugando le tue lacrime su me. Che male c'è? E si accorgeranno i giorni e la routine sui tavoli, sigarette, il tempo delle cimici. Mani ingarbugliate sui cambi di stagione, noi fuggiamo via, lontani da persone, scontrando le vetrine, la violenza dei battiti. Dove è andato il sapore dell'estate su te?
vestiti come vuoi tu, così fai tu. Quanta tenerezza, scivolando t'addormenti su di me, che fretta c'è. Pa, para, pa, 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 pa. Oh no. Pa, para, pa, 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 pa. Oh no. Pa, para, pa, 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 pa. Oh no. Pa, para, pa, 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 pa. Oh no, 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 no. Para, pa, 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 pa. Grazie. Il solito Danny qui al salotto per presentare questo nuovo album. Buona felicità, che in qualche modo noi abbiamo avuto la fortuna anche di sentire nella fase embrionale, perché c'è stata insomma una primavera dove siete venuti tu e Guzzino, Sì. chitarra e voce, c'erano già forse dei pezzi. Ecco, com'è andata la produzione di questo, insomma, come l'avete prodotto? Com'è stato un lavoro? Ma il lavoro è stato più lungo forse di un parto, però... Eh beh, è normale, siamo diciamo contenti. più di noi e me. E niente, siamo partiti dalla cameretta, io e Guzzino, poi lui, Corelli, mixava i brani Ecco, e poi finivano presentiamo. tutti... Allora, stasera il solito Dandy è con Edoardo Corelli e alle tastiere, lo faccio Sì, con Simone sì. Strini, e Simone Guzzino, diciamo. E Simone Guzzino, dall'altra Maestri parte. Corelli. E niente, poi dopo che avevamo questi provini, queste preproduzioni, fino a tutti nelle manifatate di Fracte, alias Paolo Caruccio, Che qui stasera che è là che ci salutiamo, guarda. cioè, con anche con l'occhio di rispetto, hanno messo Sì, bene i direi, che riverberi. cazzo sta Cos'è succedendo? questo riverbero qua? È troppo acuto. Assolutamente. Come si sono permessi? Vabbè, è chiaro, è sempre un po' Assolutamente. una prima difficile con il produttore. Anche lì siete riusciti poi a creare questo sound Sì. invece più, diciamo, electropop adesso magari, Assolutamente più- sì. Sì, più- pop. ed è uscito per la Vina Records, no? Sì, Ecco, 9 questo- novembre. Questo dobbiamo dirlo anche, Sì. importante, sennò poi si No, incavola. Vina Records, salutiamo Dave. Lo salutiamo. Ciao, Dave. Ma una domanda, ma esiste un perché ormai non si capisce più niente, esiste un supporto Fisico. Allora, adesso ti spiego Quali una cosa quali bellissima. supporti Quanto ci abbiamo sono, di per tempo? esempio? Mi fermo anche un pezzo, non lo possiamo anche non fare. No, ma No, un pezzo non lo tutte facciamo. le cazzate no. che dico. Non cioè. c'è- No, no, non è una Non ci cazzata. credo. Oggi ho telefonato tutto il giorno al Corriere perché adesso sono a Milano i supporti fisici. Sì. Quindi spero che arrivino a Torino in modo che lo possano anche avere. Ma di quali supporti fisici stiamo parlando? CD, La credo. cassetta ce l'abbiamo? Adesso. Minchia, fai la cassetta. No, Ah, bre- l'LP, abbiamo il vinile. Digipack, il Digipack CD normale. E anche il vinile. Il No, vinile viene ancora, arriverà, piacerebbe, arriverà, dai. piacerebbe. Chi lo sa, magari uscirà la buona felicità del vinile. vabbè, ho fatto- cioè, Tra l'altro chiedevo- una copertina che meriterebbe Cato fa un domande vinile. cattive. No, per carità. No. Vabbè, facciamo un po' il poliziotto buono, il poliziotto cattivo. Assolutamente. Alla fine siamo qua, diciamo, due all'anno. Va bene, senti, allora procedendo invece in questa sorvolo, diciamo, di buona felicità, il prossimo brano come si intitola? Dentifricio per cuori sensibili. Attenzione, dentifricio per cuori sensibili, il solito Dandy qui al salotto. Resto sveglio ad aspettarti ancora un po'. Conto le automobili che passano e nell'ansia alla televisione danno la pubblicità. Dentifricio per cuori sensibili, prostitute in menopausa cantano tra la notte i sogni calpestati e tu guidi a piedi scalzi masticando i giorni che oramai sono solo adolescenza.
ricordati di me, di questa insana nostalgia. E nel tempo che verrà, se non è stata colpa tua, tu ricordati di noi come eravamo magri e belli in quella foto a luna. Tu sorridevi ed io non calcolavo la mia età. Aperta sui miei incubi, i mostri sotto al letto, dentro gli abiti, e risuona nella stanza il passato del tempo che oramai ci ritrova un po' diversi. Ma ricordati di me, di questa insana nostalgia, e nel tempo che verrà, se non è stata colpa tua, tu ricordati di noi come eravamo magri e belli in quella foto a luna. Tu sorridevi ed io non calcolavo la mia età. Grande, il solito Dandy. Grazie. Senti, ma sei stato anche regista poi a un certo punto in questo lavoro? Sì, un momento di raptus. Momento di raptus, un momento di raptus, però in realtà, come dire, tutto l'immaginario dei videoclip è una cosa che, come dire, ti sollecita. Sì, assolutamente. Quindi sì. no, non vedevi un po' l'ora di provare? No, ma è stato un po' un esperimento con Bisturi, il primo singolo che mi ha lanciato. Ho provato a buttarmi dall'altra parte della macchina da presa e vedere un po' come andava. Sì. E penso che sia andata abbastanza bene, dai. Bene, senti, allora il prossimo brano invece cos'è? È Bisturi, no? No, ti piacerebbe? Sarebbe proprio una cosa di quelle... Adesso, così proprio. Così, te lo buttata dichiaro, lì. faccio subito. Invece no, quindi bisogna fare le cose con calma perché c'è tutto un comitato dietro che Esatto, deve non è che partire tutta... poi arrivi te. No, mio per carità, lo sapevo già da tempo, figurati. Vabbè, e allora se ci vuoi annunciare il prossimo brano, noi... Sì, si chiama Milena Mezz'ora e parla di mare. Parla di mare. Ecco. Anche un po' Borghetto Santo Spirito. Infatti. C'è sempre Borghetto nel cuore. Mi fai sognare. Tra Dai. l'altro vedo c'è gente che canta i tuoi pezzi, sono tutti i tuoi cugini o... No, sono tutti di Borghetto, ok. che sono espatriati qua. Vedevo così. Dai. Il solito Dandy. Un Una applauso. presentazione come si deve, Cato, che giuro si fa. Dinosauri di plastica su balconi di sabbia, panni stesi e caffè. Io commetto lo sbaglio di scottarmi a sto meglio se disteso con te, con la testa dentro il mare in 1000 bolle di sapone. Non mi senti? Treni e gli autobus, ma quanti viaggi nei fast food, non mi penti? Milena,
dentro di te, dentro di te. E quante corse affannate tra giardino e ritocchi e una chiesa in garage. Le tue dita sospese sui tramonti e le sedie mentre attendo in un bar, con la testa dentro il sale in 1000 gocce di sudore, tu i denti e sopra un'isola del sud coi gabbiani e nulla più, tu ti svesti sirena, mezz'ora che botte tra me e te. Milena, voglio morire distanti dentro di te, dentro di te. Tornerò nei chilometri di tuoi abiti tra la polvere e il parquet. T'amerò nei tuoi gesti che incomprensibili sono ancora dentro me. Milena, 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 è solo un sogno e nulla più. Milena, 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 è solo un sogno e nulla più, e nulla più, nulla più, nulla più, nulla più, nulla più, nulla più, c'è solo un sogno e nulla più, 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 c'è solo un sogno e nulla più, 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 c'è solo un sogno e nulla più, 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 c'è solo un sogno e nulla più, c'è solo un sogno e nulla più, e nulla più, nulla più, e nulla più, nulla più, e nulla più, nulla più, c'è solo un sogno e nulla più, nulla più. C'è solo un sogno e nulla più. Grazie. Grande, grande, il solito Dandy. Questo brano che rende Guzzino polistrumentista, poi guarda, abbiamo visto passare dalla chitarra al basso Alle tastiere. alle tastiere, insomma, è eccezionale. Senti, invece volevo ricordare che questa diciamo un'anteprima, ci sarà invece la presentazione ufficiale dell'album a L'8 dicembre, l'8 dicembre. alla Storia, faccio come lo zio Sam, alla Storia venite. Poi ricordiamolo, l'8 dicembre, tanto come dire, ricorderete sui Sì. social, sulla vostra pagina Facebook e quant'altro. Comunque 8 dicembre alla Storia, diciamo la prima data ufficiale per Sì. la presentazione di Buona Felicità. E, sì, e poi faremo un'altra live session in mezzo al Vina Fest, al bla bla, 24 novembre. 24, adesso diciamo le prossime settimane avrete diciamo diversi impegni, giustamente, perché appena Poi chi vuole venire a Urbino non ci sono problemi, nel senso, però... è chiaro, poi piano piano È dietro la community. Va bene, Sì, non lo so, non ho mai visto. Ma diciamo anche le altre date, scusa, a sto punto, perché poi ogni volta che esce un le disco staranno facendo, non so, c'è un minimo di già, giudizio. Sì, ricordi. allora adesso è difficile ricordarmi. figurati. Abbiamo Potete Urbino, trovare domani su Facebook. però quelle Vicenza, giuste. Vicenza anche. Vicenza il 22 dicembre, partiamo dall'ultima. Vicenza Esatto. il 22 dicembre,
La Storia qua a Torino L'8 l'8 dicembre, il 6 dicembre a Firenze e poi non me ne ricordo E Urbino, già ve lo più. cercate 24 su Facebook. novembre al bla bla qua e 21 Urbino, grazie. Non ci abbiamo capito niente, però. No, buon tour, buon qualche tour. Se andate su numero. Facebook trovate In bocca al tutto. lupo per questo tour, Crepi, che è grazie. sempre importante, sono le prime date. Va bene, allora quindi ragazzi, con quale brano volete salutare il pubblico del Lab? Che cosa bolle, diciamo, in petto? Questa è una frase che... Finiamo con Bisturi. Siamo arrivati, quindi siamo È arrivato il momento clou. È arrivato il momento clou, signore e signori, il solito Dandy con questa anteprima di Buona Felicità, e adesso ci suonerà Bisturi. Bravi. Schiudo i miei occhi e ti trovo qui ancora a dormire in mezzo al traffico tra Bajur e miocardio, i timbri e la nausea d'inverno di sabato sera coprono i lividi per gli sbalzi d'umore. Spiegami quale parte tu vuoi di me. Vivisezionami e lascia il bisturi e qualcosa di te, qualcosa di te, qualcosa di te, qualcosa di te. Ti penso, ti penso, ti penso, ti penso e ti penso. Ti penso, ti penso, ti penso, ti penso e ti penso. Mi manchi, sei la mia droga più sintetica. Palpitazioni, insonnia e remore. O sono solo le mie paranoie, 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 paranoie. Un ritratto post-impressionista dall'acqua inquinata. Ricordi Genova e il vento madrigale, ripari abbaglianti sui nostri cuori impermeabili. Sulla coscienza tu hai solo gomme americane. Spiegami quale parte tu vuoi di me. Vivisezionami e lascia il bisturi e qualcosa di te, qualcosa di te, qualcosa di te, qualcosa di te. Ti penso, ti penso, ti penso, ti penso, ti penso. Mi manchi, sei la mia droga più sintetica. Palpitazioni, insonnia e remore. O sono solo le mie paranoie, 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 paranoie. Mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi, mi manchi tu, tu, 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 mi manchi, mi manchi tu, mi manchi, mi manchi tu, tu, mi manchi tu. Grazie.